Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito ogni domenica in diretta alle 19 su questo canale 11 di Video Mediterraneo con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti dedicati interamente al calcio dilettantistico siciliano. Puntata ricchissima, abbiamo tantissimi ospiti, però prima devo dare come al solito il bentornato al nostro commentatore ufficiale per quanto riguarda il campionato CND e anche il campionato di eccellenza, ovvero Giuseppe. Ciao Giuseppe, Giuseppe Ciao, Ragona. Ettore, grazie. Sei stato assente anche per motivi importanti, no? Hai seguito i campionati di scherma che non hanno niente a che vedere con il calcio dilettantistico. No, non hanno nulla a che vedere, però è un bel vedere davvero. Com'è andata l'Italia? Bene, molto bene, con il sempreverde Aldo Montano. Mitico. Sempre. Salutiamo anche la nostra splendida penaltina di ritorno, tra l'altro da una nottata di San Valentino, no? Ciao Jessica. Andata ma in che senso? Gestione. Ah, credevo che avessi avuto una rottura con il tuo... no, no. Okay. Soltanto un'indigestione. Benissimo, bene. Sanremo l'hai seguito? Sì, l'ho seguito. Piaciuto? Sì, è piaciuto tanto. Vabbè, sì. la battuta non gliel'ho fatta neanche a Giuseppe. Hai seguito di Sanremo? Per forza, noi modicani siamo anche perché il Modica è andata fortissimo, no? Beh, abbiamo vinto il titolo nella categoria giovani con Giovanni Carlo. Meglio di così non poteva andare. Sì. Benissimo. E salutiamo subito i nostri primi due ospiti per quanto riguarda la sede di Modica. Abbiamo il presidente dello Sporting Eubea, campionato di prima categoria, parliamo di Ivan Lo Greco. Ciao Ivan, ben trovato. Campionato bellissimo dello Sporting, quest'anno? Speriamo si possa concludere ancora meglio. Ancora meglio. Mentre invece forse un po' lotta per la salvezza, almeno per quest'anno, il Real Biscari, sempre campionato di prima categoria, Real Biscari di Vittoria, specifichiamo bene, no? Abbiamo il capitano Danilo D'Amico. Ciao Danilo. Buonasera. Grazie per la tua disponibilità a venirci a raccontare un po' questa avventura del Real Biscari. E adesso andiamo subito in postazione a Catania perché abbiamo anche la possibilità di conoscere i due ospiti in questa prima parte della nostra trasmissione. Abbiamo mister Maurizio Romeo, ex allenatore del Giarre. Adesso poi ci spiegherai un pochettino che cosa è successo. Ciao Maurizio, ben trovato. Grazie dell'invito. Figurati, devi raccontarci molte cose, perché siamo curiosi di capire che cosa è successo. Una squadra che raggiunge la finale di Coppa Italia, un allenatore che poi viene anche esonerato quasi al termine della stagione. È successo un po' di tutto, però senza neanche fare polemica ci dovrai raccontare qualcosa, non so se sei d'accordo. Sono d'accordissimo, a me piace il calcio giocato, quindi... Bravo. Sicuramente è stata una sorpresa questa. È vero, comunque l'accettiamo, però... Notevolmente. Però. Vicino a Maurizio Romeo abbiamo anche il vicepresidente del Macchitella Gela, ovvero Andrea Battiato, che salutiamo. Presidente, buonasera. Sì, buonasera. Vicepresidente. Vicepresidente per essere più esatti, è giusto. No, dicevo vicepresidente della Macchitella Gela che insomma sta facendo un campionato importante nella categoria che probabilmente vede anche un po' di confusione a Gela, no? 3 squadre in promozione,
C'è un po' di confusione, forse sarebbe meglio farne soltanto una. Una battuta veloce su questa cosa, lei che ne pensa, vicepresidente, allora? Bisogna vedere quali sono le idee di questa società, dove vogliono andare e cosa vogliono fare, qual è il progetto che sta dietro. Poi si può parlare di una fusione nel momento in cui una o più società riescono a trovare dei punti di incontro per i loro progetti che hanno. Benissimo, allora con Andrea Battiato scopriremo anche questo fenomeno Macchitella, perché insieme al Gela e all'Atletico Gela appunto regalano 3 squadre ad una Gela che calcisticamente è molto importante, Giuseppe. Una Gela dal grande trascorso, soprattutto per merito del Gela, ma che sta regalando l'Atletico Gela sorpresa di questo campionato, prima inseguitrice della Leonzio, ed il Macchitella che alla sua prima esperienza, se non erro, in promozione sta disputando un grandissimo campionato. È vero, è vero. Va bene, ok, allora a questo punto, prima di andare con i risultati CND del campionato interregionale, mandiamo subito una brevissima clip per far in modo che i nostri che ci seguono, i nostri telespettatori che ci seguono hanno la possibilità di interagire con noi. Guardiamo questa clip. Programma Penalty per seguirci da vicino, anche una pagina Facebook dove avete la possibilità di rivedere la nostra puntata, così come avete anche la possibilità di vedere già subito online tutti i risultati del campionato dilettantistico siciliano, di tutti i campionati dilettantistici siciliani, andando sulla pagina di newssicilia.it. Sono già online tutti i risultati, quindi avete la possibilità di prendere tutti i doverosi appunti. Campionato CND, lo facciamo subito con Jessica, i risultati di questa giornata. Oggi siamo giunti alla 5ª giornata, oggi domenica 15 febbraio 2015. A te Jessica. Torrecuso Marcianise 4-3. Nerostellati Frattese rende 4-1. Orlandina Interreggio 1-9. Battipaiese Comprensorio Montalto 0-4. Sorrento Leonfortese 1-0. Noto Tiger Brolo 2-0. Due Torri Acragas 1-2. Roccella Nuova Gioiese 2-2. Neapolis Agropoli 1-2. Vince dunque l'Acragas, vince anche il Torrecuso, la classifica rimane un po' immutata, tenendo presente tra l'altro che la Torrecuso deve ancora recuperare una partita. Guardiamo la classifica al completo. Acragas 47 punti, Torrecuso 45, Agropoli 41, Neapolis e Rende 38 punti, Nerostellati Frattese 37, Marcianise 35, Interreggio 31, Leonfortese e Roccella 30 punti, Due Torri 29, Sorrento 24, Battipaiese e Nuova Gioiese 23 punti, Noto 22, Tiger Brolo 21 punti, Comprensorio Montalto 16, Orlandina 6 punti. Allora, come abbiamo potuto vedere dalla schermata, Torrecuso Acragas gioca a 2. Giuseppe. A 2,5 forse, perché c'è l'Agropoli che è un terzo incomodo che allenata da Rigoli, che da Pino Rigoli. Qui nella provincia ragusana conoscete bene. Oggi l'Agropoli ha dato una grande prova di forza andando a vincere il derby sul terreno della Neapolis, sappiamo quanto possono essere caldi questi derby della Campania, staccando proprio la Neapolis e portandosi solo al terzo posto. L'Agragas ha vinto sul terreno del Due Torri con una doppietta dell'ex Città di Messina Tiscione, che ha sentito quindi area di casa andando a siglare 2 gol che hanno portato 3 punti preziosi all'Agragas, e il Torrecuso ha vinto 4-3 con il Marcianise. Attenzione che non inganni il risultato, perché fino all'81esimo era 4-1 la partita, quindi poi 2 gol sono arrivati negli ultimi 9 minuti quando praticamente era ormai finita. Sì, duello comunque penso a 2 alla fine, nonostante Rigoli sia un esperto di promozione. Volevo sottolineare l'importantissima vittoria del Noto in chiave salvezza, che ha superato la rivale diretta, il Tiger Brolo, tirandola giù, scavalcandola e tirandola giù. Brolo che sarà il prossimo avversario proprio del Torrecuso, mentre l'Acragas andrà sul campo del Comprensorio Montalto. Un po' più facile. Sulla carta
incrociamo le dita per l'Akragas, potrebbe essere un'occasione per mettere altra distanza. È vero. Sentiamo un attimo i nostri ospiti, così anche per avere un'idea. Torrecuso Akragas, vabbè, un po' tutti tifiamo Akragas, indubbiamente, Presidente. Penso che questa dovrebbe essere la stagione buona per Dovrebbe, l'Akragas. però come dice bene Giuseppe c'è l'Agropoli, insomma, che sta lì. È una lotta a due e mezzo come avete già detto, ma io penso che l'Akragas alla fine riuscirà a spuntarlo. Ho capito. Danilo, invece tu come vedi tra Akragas e Torrecuso e mettiamoci dentro anche l'Agropoli, dai. Ma credo che l'Akragas abbia più componenti per poter fare un campionato di primato. Anche dal punto di vista tecnico proprio. Sì, sì. Ho capito. Sentiamo un attimo Catania, Maurizio Romeo che conosce anche bene insomma, questo campionato. Akragas, Torrecuso e appunto adesso anche l'Agropoli. Come lo vedi Maurizio? Chi riuscirà a spuntarla? Ma sicuramente in questo momento più avvantaggiata è l'Akragas, però io metterei anche l'Agropoli, perché conoscendo Rigoli è uno che non molla mai e fino alla fine se lo giocherà il campionato. Una battuta sull'Orlandina che ha smobilitato, falsando anche in un certo senso questo campionato. Peccato perché una piazza come Capodorlando è importante. Che ne pensi? Ma che ne penso? Sicuramente ci saranno grossissimi problemi. Giustamente il collega Mazzullo Santo sta facendo il massimo, però l'organico è quello e purtroppo ogni domenica va a fare solo brutte figure, però sicuramente deve completare il campionato ed è costretto sempre a fare brutte figure. Questa cosa dispiace notevolmente. Vicepresidente del Macchitella, io penso che sia fondamentale organizzare comunque in modo che insomma, le società non mollino a metà stagione, perché poi alla fine effettivamente i campionati possono essere anche un po' falsati. Voi a Gela sotto questo punto di vista, grazie al cielo, non avete questo problema, però bisogna stare attenti, no? Bisogna sempre fare attenzione sul fatto che i campionati si iniziano e si debbono concludere, non dico con l'organico al massimo, però quantomeno nelle partite. Sì, il problema fondamentale che lei sta dicendo lo abbiamo riscontrato anche noi nel nostro campionato. Infatti abbiamo visto il ritiro di due squadre, il San Sebastiano Calascibetta che non ha neanche iniziato il campionato e poi il Via Grande se non sbaglio. Quindi già il campionato di promozione del girone B, le due squadre che devono retrocedere sono già state decise, quindi ci saranno soltanto i play-out. Sì, qui il discorso è anche un po' più generale perché praticamente la Lega dovrebbe cercare di garantire e di assicurare che lo svolgimento del campionato inizi ad agosto e finisca realmente ad aprile. Non è ammissibile che due squadre si possano ritirare le prime 5 giornate del campionato. Succede. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Succede. Comunque non era il Via Grande, era il Città di Valverde nel caso del girone del Gela, che è quasi all'inizio campionato ha proprio mollato e questa cosa ha un po' falsato in un certo senso il tutto. Grazie, tra poco ci rivedremo per parlare anche delle altre categorie. Ci dobbiamo fermare, non ci ascoltiamo nessuna canzone di Sanremo per fortuna nell'attesa, però abbiamo la nostra splendida Jessica che ci lancia la pubblicità. Infatti mandiamo una pubblicità, mi raccomando non cambiate canale.